Alla Stella Azzurra torna anche la Serie A con l'unica ma fortissima rappresentante del circolo, il Bacci Immobiliare Football 8, che alla prima uscita stagionale ha battuto la Roma Calcio 8 al Green Club. Affronta stasera il neopromosso Bar Cristal, che ha fatto molto bene contro il Peperino all'esordio e male invece alla seconda contro la Golbet, tra la voglia di Moretti e compagni di salutare al meglio la propria storica casa e le ambizioni di un Bar Cristal che vuole scordarsi dei colpi inflitti da Massari e Laurato. Amici di Fanner, un saluto dal circolo Stella Azzurra alla terza giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a Bacci Immobiliare Football 8 Bar Cristal. Con l'ok dei rispettivi portieri è tutto pronto per l'inizio di questa sfida, con il fischio d'inizio effettuato. Adesso buon divertimento da parte di Lorenzo Magnanelli. Primo pallone subito del Football 8, Roma Nord che prova ad andare in avanti, maglia azzurra dunque per il Football 8, maglia nera invece per il Bar Cristal, neopromossa che viene dal Garbaia e che ha vinto appunto la Serie A2 del Garbaia. Subito pallone centrale, poi il Football 8 che prova a riversarsi in avanti, alti ritmi in questo inizio di partita. Vediamo se le squadre ci consentiranno di andare a leggere la lista dei convocati da una parte e dall'altra. Partiamo da quella del Football 8 Roma Nord: Manuel Cosimi numero 2, Tommaso D'Anversa il numero 14, il capitano è sempre Andrea Usepi, maglia numero 8, Francesco Ferretti alla 6, Andrea Lanzi numero 10, Filippo Mazzesi alla maglia numero 4, Luciano Molon il portiere, maglia numero 1, Andrea Moretti 45 gol nella scorsa stagione, numero 9, Daniele Placido numero 18, maglia numero 3 per Gabriele Pompei, Federico Rizzo alla 17, Alessio Tombesi la numero 7, Matteo Trincia la numero 11. Seguiamo questo calcio di punizione che batterà il Bar Cristal con Alessandro Pacifico che prova subito e c'è il salvataggio sulla linea. Pacifico che è l'uomo più prolifico per il Bar Cristal almeno fino a questo momento. Palla intanto che prova a far girare Andrea Lanzi, cerca dall'altra parte Alessio Tombesi, nulla da fare. Allora il Bar Cristal si riversa ancora in avanti anche con il numero 20 Andrea Del Giudice. La palla alla fine viene controllata da Luciano Molon. Andiamo anche allora a vedere la lista dei convocati di Fabrizio Cuncutelli, allenatore appunto del Bar Cristal. In porta c'è Francesco Amodio numero 1, che chiama adesso il pallone, effettua questo intervento, poi c'è il tiro di Eusepi che prova così a sorprendere il portiere del Bar Cristal, alto sopra la traversa. Numero 16 per Manuel Brannetti. Tornando alla lista di convocati del Bar Cristal, Valerio Ciuffa il capitano alla maglia numero 2, Ivan D'Adamo numero 6 la sua maglia, Andrea Del Giudice numero 20, Fabio Eramo numero 15, Alan Faccini numero 8, maglia numero 5 per Lorenzo Franci, maglia numero 7 invece per Matteo Mortarelli. Alessandro Pacifico ne abbiamo già parlato, alla maglia numero 10, Alessandro Palombi invece la numero 3, Alessio Panci numero 13, a chiudere la lista di convocati Luca Guerzè numero 19 e Davide Scaffetta numero 4. Possiamo finalmente entrare nel vivo della sfida con il pallone che va verso Pacifico, poi c'è il tiro tentato da parte di Davide Scaffetta, blocca in due tempi Luciano Molon. Palla per il Football 8 Roma Nord, vi dicevo ritmi alti in questa sfida, una sfida tra due compagini che sono entrambe molto ambiziose. Il Bar Cristal ha avuto un esordio clamoroso battendo il Peperino 5-1 alla prima uscita clamorosa anche per il Football 8 la scorsa settimana in casa della Roma al Circolo Green Club, 3-2 contro l'ambiziosissima Roma dei Villani. Eusepi gira sulla sinistra, arriva il tiro dalla distanza, si deve distendere Francesco Amodio per negare il gol dell'1-0 del Football 8. Eusepi ancora ruba un'altra palla molto interessante, il tiro è tentato da parte di Daniele Placido, messo fuori.
Si riparte dal calcio d'angolo battuto da Andrea Lanzi, tutto da rifare però. Ancora il numero 10 dalla bandierina, stavolta in traiettoria esterna con il tiro al volo tentato da Alessio Tombesi, gran risposta di Francesco Amodio. Altro calcio d'angolo, stavolta a cercare la conclusione di Eusepi, ancora Amodio, ancora calcio d'angolo per il Footballate Roma Nord. Solita traiettoria esterna per la battuta di questo corner con Francesco Ferretti che si coordina per il tiro. Ferretti, ex Pisana, uomo importantissimo lo scorso anno per la galoppata trionfale di Di Pasquale fino alla finale del campionato di Serie A. Pacifico va da Del Giudice, palla messa internamente, non c'è niente secondo il direttore di gara, si riparte con il pallone per Moretti, scambia indietro verso Lanzi che apre sulla sinistra, si fa vedere Moretti ai limiti dell'area, bella la giocata del numero 7 Alessio Tombesi, Tombesi ancora la conclusione di poco alta sopra la traversa. Solo 6 minuti sono passati dall'inizio del fischio di gara, abbiamo visto comunque davvero tante azioni da una parte e dall'altra, più dalla parte del Bacci però. Primo calcio d'angolo e quel Footballate non è pericoloso, può approfittarne allora il Bar Cristal e ripartire con Del Giudice. Palla indietro, si fa vedere il numero 16 sulla sinistra, l'azione invece è sulla destra, provato adesso il cambio di gioco, va a intercettare tutto Pompei. Moretti, la sponda verso Lanzi, poi palla per Eusepi. Prova ad andare verso Trincia, che però sbaglia tutto. Allora il colpo di testa di Pompei e poi viene fischiato il fallo a Alessandro Pacifico, si arrabbia qui il numero 10 del Bacci, calcio di punizione che andrà a effettuare il Bacci Footballate proprio con il suo numero 10 Andrea Lanzi. Respirano un attimo le due squadre, il primo momento dopo 7 minuti di gioco. Pompei, Eusepi, ancora Pompei, Ferretti, Trincia, si abbassa, prova l'1-2 con Moretti, Eusepi a recuperare, prova la conclusione, deviata in calcio d'angolo. Sempre Lanzi sulla bandierina, perde il tempo dell'inserimento Pompei, allora Lanzi va in traiettoria esterna a cercare la conclusione di Alessio Tombesi, ancora al volo si coordina, non c'entra lo specchio della porta, 0-0 all'8° minuto di gioco. Il Bacci è fin qui la squadra più in forma perché di fatto è l'unica che quest'oggi gioca la sua seconda partita e infatti la squadra che ha riposato alla prima giornata. Sapete, quest'anno sono 11 le compagini iscritte a questa Serie A che è un po' diventata una Serie A Elite. Pacifico intanto sul pallone a duello con Eusepi, poi la conclusione, la deviazione e dice di averla deviata Davide Scaffetta, ma il direttore di gara ha visto anche un tocco del Footballate. Alan Faccini alla battuta del calcio d'angolo, arriva la deviazione sotto porta da parte del Giudice di poco fuori. Pompei,
Moretti, la sponda, ancora Moretti di testa e un altro colpo di testa per il vantaggio del Bacci Football 8. Matteo Trincia di testa dopo l'assist di Moretti, sempre di testa, 1-0. Occhio alle marcature, dice Molon, non vuole distrazioni dopo il vantaggio dell'1-0 del giudice. Palla verso Faccini, non arriva sul pallone. Può andare la rimessa laterale Gabriele Pompei. Lungo il pallone a cercare Moretti, Trincia, deve uscire il portiere. C'è il fischio del direttore di gara, occhio perché era un'azione importante per Trincia, il direttore di gara però fischia un calcio di punizione. Ragazzi, concentrati, C'è stata l'ammonizione per il portiere del Bar Cristal Francesco Ammodio, mentre arriva il calcio di punizione con la battuta di Moretti che poi prova ad andare di testa. C'è sulla ribattuta però il fallo del numero 9 del Football 8. Faccini anticipato da Pompei, Eusepi scambia con Ferretti, gioca bene il Football 8, altro colpo di testa di Moretti che subisce il calcio di punizione, che subisce la punizione, scusatemi, subisce il fallo, dunque calcio di punizione. Protestano qui i giocatori del Bar Cristal. Altra occasione da calcio piazzato per il Football 8 Roma Nord. Stavolta c'è Andrea Lanzi sulla battuta del calcio di punizione. Toccherà per Ferretti molto probabilmente. Eccolo Lanzi proprio per Ferretti, traversa. Rimessa lunga, Faccini tocca di testa, Ferretti prova a rubare il pallone a scaffetta, conquista un buon calcio di punizione. Faccini poi a deviare su Ferretti, rimessa laterale, Ferretti per Pompei, ancora Ferretti. Metà di primo tempo superata, vantaggio del Football 8 Roma Nord. Qui Ferretti poi prova ad impostare, ad allargare sulla sinistra, dove intanto vediamo Mazzesi pronto ad entrare. Mazzesi ex Testaccio, difensore ma con grandi doti anche balistiche. Ci ricordiamo su questo campo scorso anno una strepitosa partita di Mazzesi con 5 gol segnati nel giro di 11 minuti. Qui intanto doppio pallone che il Football 8 prova a indirizzare verso la porta, prima Lanzi, poi Tommesi. Intanto il gioco si interrompe perché l'allenatore del Bacci Immobiliare Football 8 Eloi ha chiesto un time out.
Tutto pronto per la ripresa del gioco con il calcio d'angolo, l'ennesimo di questo primo tempo per il Footballate Roma Nord. Arriva adesso il portiere del Bar Cristal Francesco Ammodia e dunque tutto pronto per la ripresa del gioco. Viene effettuata adesso la battuta con il destro, cercata la spizzata di testa di Moretti. Eusepi, palla lunga, quella che prova il portiere del Bacci Luciano Molon a indirizzare verso l'area avversaria. Footballate intanto che ha perso ma già recuperato la palla. Eccolo Mazzesi in campo. Prova ad andare da Moretti che viene anticipato, la palla per Scaffetta. Poi Alan Faccini per Scaffetta, non c'è fallo, c'è allora Mazzesi che prova a ripartire. L'ultimo tocco è di Faccini, dunque la rimessa per il Footballate Roma Nord. Pronto Ferretti alla battuta. Certo che con gli inneschi di Ferretti e di Mazzesi, quella del Footballate è davvero una super difesa. Tra l'altro vi dicevo anche delle doti balistiche che ha Mazzesi. Ma per il momento il Bar Cristal resiste e anzi vuole al più presto agguantare il pareggio. Qui però c'è l'errore che favorisce allora l'inserimento di Lanzi. Poi la palla che Tombesi prova ad indirizzare verso l'area avversaria, alla fine è lui l'ultimo a toccare la rimessa effettuata da Andrea Del Giudice per il Bar Cristal. Apertura centrale, prova Faccini ad arrivarci, ci arriva e controlla Ferretti a duello proprio con il numero 8 del Bar Cristal. Poi Eusepi prova a indirizzare verso l'area di rigore, serie di rimpalli, Molon a bloccare, pronto alla rimessa effettuata adesso dove c'è il tocco di prima a favore di Trincia. Gioca bene però Valerio Ciuffa, il capitano del Bar Cristal, che protegge l'uscita del pallone. Dunque si riparte dalla rimessa già effettuata da Francesco Ammodio per Ciuffa. Pacifico si abbassa, forse un po' troppo, perché poi alla fine del Footballate il pallone, una serie di rimpalli, il salvataggio da parte dei difensori del Bar Cristal, palla spazzata, Molon e Mazzesi. 1-2 completato con Eusepi, ancora Mazzesi ad impostare, prova adesso ad andare da Moretti che si gira, poi il pallone per Trincia, stavolta non controlla il numero 11 del Footballate. Ma state in campo, vado a tirare da fuori. Ma perché ne ha buttato fuori? La rimessa lunga, il controllo da parte di Andrea Del Giudice. Poi prova a partire Brunetti, tutto da solo. Palla recuperata. Trincia riparte, si appoggia da Lanzi, pallone verso l'area. Prova ad arrivarci Trincia, ci arriva invece Faccini, che mette ordine nella manovra dei suoi. Scarica verso Palombi. Pacifico. E poi palla intercettata da Eusepi, riparte da Molon con calma. L'apertura sulla sinistra dove però c'è Faccini che è il più veloce di tutti, danza con il pallone, limiti dell'area di rigore, poi va a servire il compagno, serie di rimpalli e tiro. Qui rischia il Footballate Roma Nord con un Bar Cristal velocissimo a rubare palla e a tirare subito. Mazzesi, Ferretti, poi Trincia, velo di Eusepi e ancora Eusepi dopo il passaggio da parte di Mazzesi, che torna adesso in possesso di palla, va da Trincia che si gira, va verso la porta, prova a servire il compagno Francesco Ferretti largo sulla sinistra, colto in controtempo, rimessa laterale Bar Cristal, anzi scusatemi, rimessa dal fondo.
palla per Scaffetta, chiuso poi Palombi, Faccini sempre sulla destra, sempre molto veloce stavolta, però ben coperto dalla marcatura stretta di Francesco Ferretti. Tombesi per Mazzesi, Tombesi ancora verso Filippo Mazzesi che va da Ferretti, scodella una palla lunga a cercare Moretti, blocca in due tempi ma rischia Francesco Amodio. Lo scatto da parte di Brunetti, poi la palla verso il numero 20 Andrea Del Giudice, chiuso in fallo laterale. Ancora palla centrale con l'iniziativa da parte di Manuel Brannetti che si perde sul lato del campo. Qui Moretti viene bloccato ma non c'è fischio del direttore di gara, ha lavorato bene su di lui Alessandro Palombi. Buona qui l'iniziativa da parte di Brannetti che parte in velocità, si coordina per il tiro, la risposta di Molan. Rimessa laterale per il Bar Cristal, effettuata adesso da Faccini che va lunghissimo ancora a cercare il numero 16 che questa volta la mette verso l'area. Ferretti scivola ma rimane in possesso di palla, non c'è fallo sul numero 6 del Bacci Football 8. Allora ancora Ferretti a duello con Faccini, prova ad arrivare da Moretti, gioca bene di sponda il numero 9 del Football 8 che rimane in possesso di palla, chiuso in una gabbia di 3 giocatori, alla fine uno in maglia nera, l'ultimo a mettere la palla fuori. La rimessa è per il Football 8, intanto ammonito Filippo Mazzesi. E ammonito, vi dicevo, ammonito Mazzesi, mentre si lamenta Molon perché il direttore di gara non ha sentito. Secondo Molon ha fatto finta di non sentire una bestemmia arrivata da un giocatore in maglia nera. La regola recita espulsione. Mazzesi, Tombesi, va da Eusepi, prova il velo, favorisce l'intervento di un avversario. Ancora Mazzesi però, pressato, si va da Ferretti, pressato anche lui, gira all'ora di prima. Eusepi a duello con il numero 4 del Bar Cristal Davide Scaffetta che prova ad andare da Faccini. Faccini che andrà a battere un calcio d'angolo. Effettuata adesso la battuta, chiusura da parte di Ferretti. Effettuata anche la rimessa laterale, Pacifico per Arian Faccini. Ancora Pacifico, prova lui a coordinarsi e imbuca centralmente, anzi imbuca dal lato verso il centro dell'area di rigore. Qui intanto la blocca Amodio, possesso prolungato da parte di quelli del Bacci, scusatemi, da parte di quelli del Bar Cristal. Del Giudice. Il pallone arriva adesso verso il numero 16. Recupera bene la palla però il Football 8 con il fallo ai danni di Andrea Moretti. Intervento duro e allora c'è l'ammonizione per Pacifico. Tanto il capitano del Bacci, Andrea Eusepi, cerca di calmare Filippo Mazzesi. Mazzesi adesso in possesso di palla,
prova la conclusione da distanza notevole, va alto, sopra la traversa di circa 1 metro. Ammodio, rimessa lunga, l'intervento di Tombesi, anche Eusepi sul pallone, la rimessa è per il Bacci Football 8. Ferretti pronto a batterla e direttamente il mister Loi che gli dà il pallone. Palla verso l'area di rigore, altro colpo di testa sempre a favorire l'intervento di Moretti, palla messa a terra, prova la ripartenza il Bar Cristal con Lanzi che buca l'intervento. Il direttore di gara decide che può bastare qui per il primo tempo, duplice fischio, è in vantaggio il Football 8 Roma Nord 1-0, il gol di Matteo Trincia. Tutto pronto per il secondo tempo, effettua adesso il direttore di gara il fischio, altri 25 minuti da giocare tra Football 8 e Bar Cristal, in vantaggio per il momento la squadra di casa, gol di 1-0, dell'1-0 segnato dal numero 11 Matteo Trincia. Alan Faccini per il Bar Cristal che vuole subito ovviamente in questi primi minuti di gioco portarsi in parità con la squadra ospite. Subito il tiro, Molon è presente, prova poi a restituire subito la palla in avanti in velocità, spazzata via però per il Bar Cristal questa sera. C'è comunque un'assenza importante, Alessandro Di Mario che è andato in gol sia all'ultima uscita che l'ha un po' più sfortunata, anzi decisamente più sfortunata per il Bar Cristal che ha perso contro la Golbet, sia soprattutto con una doppietta alla prima giornata contro il Peperino La Rustica. Qui intanto c'è un altro tiro di poco fuori e Bar Cristal che appunto aveva vinto la prima in casa del Peperino, addirittura con il risultato di 5-2. Peperino che poi non ha potuto giocare la seconda contro la Lazio Calcio 8 di Benedetti, lì c'è stato un problema per quanto riguarda le designazioni arbitrali, di fatto nessun arbitro si è presentato sul campo a dirigere la gara. Sono arrivate poi ovviamente le scuse ad entrambe le società da parte dell'Associazione Romana Arbitri. Qui invece presenti e siamo al secondo minuto di gioco del secondo tempo. La palla per Del Giudice, subito in appoggio verso il numero 10 Pacifico, c'è un colpo di testa, una traiettoria insidiosa, viene chiamato all'intervento Luciano Molon che esce e la blocca comunque senza problemi. Moretti non riesce qui l'intervento di testa, tra l'altro c'era Trincia che era scattato bene sulla destra. Eccolo il pallone che arriva a Palombi, si coordina per il cross, Murato, Alan Faccini ci prova addirittura di tacco, seguito a uomo dal numero 17 del Football 8, scarico indietro, si riparte da Adamo, poi dopo il rimpallo l'intervento da parte del numero 16 Manuel Brannetti, il vice capitano del Bacci Immobiliare, pallone fuori, ancora rimessa per il Bar Cristal, scusatemi, ovviamente Brannetti è il vice capitano della squadra ospite. Alan Faccini, ancora Faccini, palla per Rizzo, Lanzi, scarica indietro, palla per Moretti, intervento duro quello di Francesco Ammodio, qui anche un po' fortunato. Apertura intanto sulla sinistra, deve partire un cross, invece c'è un nuovo intervento da parte del Football 8 che riesce a recuperare un pallone, poi il ritorno di Andrea Moretti è falloso, calcio di punizione Bar Cristal già battuto da Adamo. Cerca un giocatore, poi apre sulla destra da Alan Faccini, palla rubata da parte di Matteo Trincia.
e calcio di punizione dopo il fallo proprio di Faccini. Faccini, altro uomo importantissimo per il Bar Cristal, anche lui già andato in gol. Doppietta per lui, doppietta anche per lui nella sfida contro il Peperino. Mazzesi, poi il pallone verso Alessio Tombesi, che ha un po' di campo, decide di far partire la conclusione. Nessun pericolo per Ammodio. D'Adamo, anzi scusatemi, Ferretti, numero 6 del Football 8. Eccolo invece l'intervento di D'Adamo, pressato da Moretti, scarica da Ammodio. D'Adamo per Pacifico, poi Faccini, palla allargata sulla destra, buona l'idea, buono anche però l'intervento difensivo, poi Faccini ancora a recuperare il pallone, subisce il fallo. Faccini alla battuta del calcio di punizione, la risposta di Molon che non trattiene, e allora arriva una palla spazzata via. La rimessa con Molon che protesta perché i giocatori del Bar Cristal erano andati a batterla più lontana dalla porta del dovuto. Tiro tentato da parte di Lorenzo Franci, palla che finisce direttamente sopra la nostra posizione, non esce e lì davanti c'è un intervento decisivo di Molon, serie di rimpalli e poi l'errore di Andrea Del Giudice sotto porta. E arrivano ovviamente gli applausi per questo intervento di Molon assolutamente decisivo. Lanzi, poi Ferretti, avanza il numero 6, tenta la conclusione che viene intercettata dall'altro numero 6, D'Adamo. Riparte il Bar Cristal, ripartenza però interrotta dal fallo di Tombesi che chiede scusa. La rimessa in gioco, rimessa battuta lunga e fuori dal campo. Ancora possesso del Bar Cristal. La palla arriva adesso a Palombi. Gira D'Adamo. Imbucata centrale verso Lorenzo Franci. Recupera palla però il Football 8, la palla per Moretti, un Football 8 che in questo secondo tempo sta un po' soffrendo, un Bar Cristal particolarmente intraprendente. E allora Pacifico allarga sulla sinistra, buono l'intervento da parte di Tombesi. Ancora Tombesi, deve arrivare al cross, viene chiuso in calcio d'angolo da parte di Alessandro Pacifico.
Pacifico la battuta e poi attenzione perché Ammodio vede lasciarsi passare la palla lateralmente vicinissimo al 2-0 il Football 8 in una situazione davvero stranissima. Palla ancora verso l'area di rigore del Bar Cristal. Lanzi ha cercato ancora di servire Moretti. Palla lunga, intervento di testa a favorire l'uscita comoda di Molon. Molon che recupera la palla con le mani. Pronto alla rimessa in gioco del pallone. Rimessa lunga verso Moretti, il colpo di testa di Moretti verso un avversario, però poi l'intervento così prova a mettere ordine Alessandro Pacifico. Arriva adesso lo scambio, il pallone poi per Del Giudice che ancora starà riguardando quell'occasione che ha avuto sotto porta a tu per tu con Molon. Qui fallo evidente su Andrea Lanzi, chiede scusa il numero 3 del Bar Cristal, Alessandro Palombi, che viene ammonito dal direttore di gara. 10 minuti ancora da giocare e sfida ancora in bilico, 1-0. Mazzesi. Palla deviata, serie di colpi di testa, prova a mettere ordine Ferretti, Eusepi gira rapidissimo, palla per Trincia, Ferretti, Lanzi ancora, mantiene il possesso di palla, gliela ruba praticamente ormai già per terra Pacifico. Dall'altra parte la conclusione e lì sotto porta il Bar Cristal riesce a conquistare il gol del pareggio. Lorenzo Franci è l'autore del gol dell'1-1. Mancano 10 minuti da giocare, molto interessanti. E dunque Football 8 beffato con l'inserimento di Mortaroli, la palla persa da Eusepi, scusatemi, la palla persa da Lanzi, con Pacifico che gliela strappata con un intervento quando già era ormai per terra. Qui intanto il fallo su Moretti, l'ennesimo fallo su Moretti, calcio di punizione e occasione interessante per il Football 8 Roma Nord. Adesso la sfida in totale parità anche con le occasioni. Un gol per parte, un'occasione clamorosa alla traversa del Baci Football 8 nel primo tempo. Il tiro di Del Giudice parato invece da Molon nel secondo. Un secondo tempo però tutto a favore del Bar Cristal. Proverà adesso il Football 8 a riscattarsi, anche se il tempo è poco. Eusepi prova a incoraggiare i suoi. Arriva adesso la battuta del calcio di punizione, soltanto barriera. Eusepi, campanile, occhio ancora a Mortaroli che controlla, altro pallone centrale, altro tiro, il vantaggio del Bar Cristal, azione fotocopia a quella del 2-1, avviene tutto nel giro di 2 minuti, il gol del vantaggio del Bar Cristal è ancora di Franci. Incredibile quello che è successo alla Stella Azzurra, 2 azioni fotocopia, l'assist di Mortaroli, il gol di Franci. Il problema del Football 8 è che tutto si è verificato 2 volte, non abbiamo mandato nessun replay e dunque il Bar Cristal è in vantaggio per 2-1 alla Stella Azzurra. Altra palla persa, stavolta la palla è per Del Giudice, ancora la conclusione di poco fuori. Molon non tocca, c'è la rimessa dal fondo. Bacci che adesso si trova costretto ad inseguire Tombesi. Mazzesi. La palla centrale verso Moretti. Lotta il numero 9. Arriva adesso. Occhio alla deviazione sotto porta da parte di D'Adamo, vicinissimo all'autogol.
Si batte il calcio d'angolo, battuta corta, arriva adesso il cross! E c'è il gol del pareggio di Mazzesi, anzi no, perché secondo il direttore di gara ha toccato di mano Mazzesi, che tra l'altro era ammonito, dunque altro giallo per lui e viene espulso. Partita che per il Bacci Football 8 stava andando in una buonissima direzione, e poi è tutto successo nel giro veramente di 3 minuti. I 2 gol del Bar Cristal, adesso Football 8 che è anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Filippo Mazzesi. D'Adamo. D'Adamo ancora, la palla lunga a cercare Franci, l'uomo partita per il Bar Cristal. Lanzi. Qui intanto altra ammonizione per il portiere Luciano Molon, si è lamentato nuovamente per l'espulsione di Mazzesi, dopo che l'arbitro non ha espulso un giocatore del Bar Cristal che secondo Molon aveva bestemmiato. Storie di primo tempo. Forse però il futbolista, più che recriminare, deve chiedersi il motivo di questo blackout totale. Faccini ancora dalla destra, pericolosissimo, altra penetrazione e altro gol. Ancora una volta è Lorenzo Franci, tripletta per lui, questa volta l'assist è di Aylan Faccini. Moretti, anzi scusatemi, Eusepi perde un altro pallone. Franci, eccola la palla centrale, arriva un'altra penetrazione sulla destra, altro cross, rischia addirittura il 4-1 il Football 8. Davvero blackout totale quello della squadra di Simone Bonfiglio. Altra palla recuperata. Viene messo a terra qui Manuel Brannetti, protestano i giocatori del Bar Cristal per una partita che è diventata molto dura nella fase finale. Ovviamente questa è una partita che quelli del Football 8 dovranno analizzare a fondo. Davvero un bellissimo primo tempo, quello dei ragazzi di Loi, e poi in realtà anche il secondo non è stato bruttissimo, anche se insomma si vedeva che i giocatori in maglia blu pensassero più a gestire la gara che invece a aumentare il loro vantaggio. Vediamo qua, palla per Eusepi, tenta la conclusione, deviato e fallo laterale. Adesso Ferretti, la palla a cercare Moretti, spazzata fuori, rimessa laterale. Eusepi, il colpo di testa, altro colpo di testa e poi ancora Eusepi che prova ad arrivare da
Tombesi. C'è la rimessa laterale, il pallone è spazzato fuori e sarà calcio d'angolo per il Bacci Football 8. Viene battuto adesso con Trincia che arriva sul pallone dopo l'intervento a vuoto da parte di Pompei, spara fuori dal bersaglio grosso. Aspetta l'uscita, Matteo, aspetta l'uscita! La panchina del Football 8 prova ancora ad incoraggiare i suoi, chiaro che è particolarmente difficile, ricordiamo tra l'altro il Football 8 è in inferiorità numerica per l'espulsione di Mazzesi, arrivata tra il gol del 2 e quello del 3-1. Trincia prova ad andare in area di rigore, c'è il tiro, il Football 8 accorcia le distanze, Alessio Tombesi, gol del 3-2 e adesso ci sono 5 minuti per tentare di agguantare il pareggio. Franci. Partita dalle mille facce quella di questa sera con un pallone ancora recuperato dal Football 8. Occhio, Pompei. Tombesi. Rimessa laterale in zona d'attacco. Moretti prova a spizzarla di testa. Ammodio non interviene, rimessa laterale per il Bar Cristal con il direttore di gara, scusatemi, che concede il time out a Concutelli. L'ha chiesto il mister del Bar Cristal il time out. Si batte la rimessa, Eusepi, Tombesi. Il pallone di Franci, il duello tra numeri 7 con Tombesi che commette fallo ai danni di Matteo Mortaroli. La battuta del calcio di punizione, impattata la barriera. Mortaroli, Alan Faccini, 1-2 con Mortaroli, scodella verso l'area di rigore, fallo in attacco fischiato dal direttore di gara, lo batte velocissimo Eusepi. La palla verso Moretti. Anzi scusatemi, verso il numero 14, Tommaso D'Anversa. È uscito invece Moretti. Questa sera sfortunato nel primo tempo, un po' effimero nel secondo. Altro tiro dalla distanza qui tentato da Alessandro Palombi. Finisce fuori. 3-2, partita ancora in bilico, Football 8 in inferiorità numerica. Circa un minuto e mezzo da giocare. Anzi scusatemi, Moretti è rimasto in campo, dunque lui ha dato un assetto ovviamente estremamente offensivo ai suoi con due punte pesanti in area di rigore. Qui secondo il direttore di gara l'intervento di Ammodio è dentro l'area di rigore. Intanto un altro recupero difensivo, un'altra palla in avanti, il pallone per D'Anversa che la gira verso Moretti, va da Eusepi, Moretti, Eusepi ancora per Moretti, prova ad andare da D'Anversa, ci arriva
D'Anversa si gira subito verso la porta con l'intervento di Ammodio. Calcio d'angolo. Arriva adesso la battuta da parte di Eusebi sul secondo palo, messo fuori, rimessa in zona d'attacco. 30 secondi da giocare per il nostro cronometro, vediamo cosa dice invece quello del direttore di gara. Palla lì sotto porta, D'Anversa appena entrato è l'uomo del 3-3, una sfida incredibile, il Football 8 la pareggia con Tommaso D'Anversa, 3-3. ...50 sul cronometro, vediamo quanto il direttore di gara farà giocare. Qui il velo e subito il bacio immobiliare, la ribalta, incredibile quello che si sta vedendo stasera alla Stella Azzurra, 4-3 del Bar Cristal. Mancano 2 minuti, dai! Matteo Mortaroli, dopo l'assist dell'1 e del 2-0, adesso segna il gol del 4-3 del Bar Cristal. Incredibile quello che si è visto questa sera. Altro intervento in avanti, Molon, rimessa lunga alla disperata ricerca del 4-4, il Football 8 e ci va vicinissimo. La battuta del calcio d'angolo, messa fuori, la rimessa secondo il direttore di gara è del Bar Cristal. Grosso modo ancora 60 secondi da giocare, forse anche qualcosa di meno. Faccini parte, fa tutto da solo, arriva a servire Franci, la sigilla lui, ma è Lorenzo Franci l'autore del gol del 5-3, questa volta possiamo dire che il Bar Cristal l'ha davvero portato a casa. Intervento lungo di Moretti. Altro intervento, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Non c'è più tempo, triplice fischio del direttore di gara. Finisce una sfida incredibile, la prima del circolo Stella Azzurra. Il Football 8 Roma Nord era in vantaggio 1-0, si è fatta recuperare e ribaltare fino al 3-1, poi ha agguantato il 3-3 in inferiorità numerica, alla fine l'ha persa. L'uomo della provvidenza per il Bar Cristal è sicuramente Franci.